Ciao, in questo secondo video ti voglio proporre degli esercizi specifici per migliorare la circolazione linfatica. È interessante sapere come immagini e i raggi X mostrino, dopo iniezione di sostanze traccianti, come la linfa si versi nelle vene centrali molto rapidamente al massimo dell'ispirazione. La circolazione linfatica avviene anche per la maggior parte attraverso la contrazione del sistema muscoloscheletrico. Ecco dunque come l'attività fisica specifica e mirata può aumentare questo circolo da 10 a 15 volte. Beh, con queste premesse non ci resta che iniziare e ti ricordo che questi esercizi sono il proseguimento di quelli del primo video. Bene, prepariamoci! In questa sequenza di esercizi ti servirà un elastico, se hai come questo va benissimo, oppure anche un tubolare come questo e inoltre un asciugamano. Ok, se non hai questi piccoli attrezzi non importa, puoi eseguire gli esercizi liberamente lavorando sempre sulla percezione muscolare, cercando di attivare in modo forte tutti i gruppi muscolari che andremo a coinvolgere. Bene, iniziamo. Allora, io userò il tubolare perché mi permette di aumentare e diminuire le resistenze. Posiziono il tubolare in questo modo, così. Invece, se hai quest'altro elastico ad anello, lo posizioni così. Eccolo qua, coinvolgendo i piedi in questo modo. Bene, allora userò per le varie deambulazioni il materassino, che così sono un po' più comoda, però se hai spazi più ampi puoi prendere tutto lo spazio e lavorare molto di più. Bene, da questa posizione iniziamo con le andature, per cui inizi a fare questi passi laterali, in questo modo, e poi dall'altro lato. Ora, siccome mi sembra leggero il lavoro, intensifico tirando un po' di più l'elastico. Ancora una volta, ecco, adesso si inizia a sentire bene tutta l'attivazione degli arti inferiori, dal gluteo agli adduttori, agli abduttori, l'interno coscia. Ok, ti ricordo che gli appoggi plantari devono essere consapevoli, cioè tutto il piede appoggia, le dita le vai a percepire come delle ventose. Cambiamo adesso l'andatura portando i piedi in intrarotazione. Ecco, sentirai subito un altro coinvolgimento muscolare. Ok, vai, spingi dall'altro lato. Ora abbiamo detto come l'ispirazione è importante per il flusso linfatico, per cui inizi con delle ispirazioni lunghe dal naso e poi fuori l'aria dalla bocca. Bene, cambia il piede, sei in extra rotazione. Ok, spingi lateralmente, ancora. Continua a fare delle respirazioni profonde. Ok, io tiro ancora un po' elastico perché mi piace sentire il coinvolgimento dei muscoli, dei glutei, della plica glutea. Ancora una volta, vai, ti sposti, opla, là, ok, e torni. Bene, via l'elastico. Vai, adesso la stessa esercizio, le andature laterali libere, ecco, sentirai le gambe libere, sciolte. Vai, continua ad inspirare e poi fuori l'aria dalla bocca. Bene, introduciamo l'altro esercizio con queste oscillazioni. Coinvolgiamo anche le braccia perché ci aiutano ad attivare tutto il sistema muscolo-scheletrico che va a coinvolgere, abbiamo detto, e va ad agire sul circolo linfatico. Adesso cresci in alto con le braccia e giù e vai su in alto. Inspira, fuori. Inspira, vai fuori. Ancora inspira, fuori l'aria in su. Adesso ti spingi sulle metatarsi, sui tacchi, sui metatarsi, con un ritmo dinamico. Vai, non perdere il respiro. Mantieni il ritmo, ancora su e spingo, hopla, rulla sul piede, tallone, punta, ancora, vai, con energia.
energia, su, opla, su, ancora una volta, su, ultimo, vai, ti fermi e introduciamo il secondo esercizio. Ora, movimento piccolo perché dobbiamo percepire l'appoggio plantare, dobbiamo spostare tutto il corpo in una direzione, questa gamba rimane dritta, distesa, quest'altra invece flette, piega e poi il piede su con un elastico ti rimanda al centro. Ok, le braccia ci aiutano a coinvolgere tanti distretti muscolari, su, ok, cambio e andiamo da quest'altro lato, sempre con un raggio di movimento piccolo e contenuto, perché dobbiamo sentire se il piede appoggia bene su tutta la superficie, avampiede, tallone, se l'altra gamba rimane bella, distesa e lunga, ok, prendo il ritmo e ritorno. Bene, adesso intensifichiamo l'esercizio scendendo bene anche con il sedere. Bene, assieme per 10 volte, vai, e 1, su, 2, su, piega e spingi dietro il sedere, vai, fuori l'aria, vai ancora 5, piega e su, scendi ancora un po', ancora, vai, come un elastico, torni al centro, ultima volta, cambio, vai, ampio e 1, 2, vai, su, 3, 4, aiutati anche con le braccia, questa gamba rimane dritta, distesa, ancora, 5, 4, su bene, 3, 2, ok, cambio, ancora una volta assieme, 10 e spingi il sedere indietro, vai, 8, 7 e 6 al centro, 5, vai, 4, 3, 2, ancora un cambio, bene, vai, hoppa, 1, 2, sempre vigore anche le braccia, 3, 4, scendi, 5, scendi, 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 ancora 2, vai, hop, su, ok, vai, continua a mantenere il ritmo, in e destra, hop, là, movimento fluido, preciso, le ginocchia non superano le punte dei piedi, intensifichiamo, questo, hop, su e ti estendi e su, è come se volessi spiccare un volo, vai, hop là, su, adesso se puoi, stacco, vai, ancora 5, 4, 3, 2 e ritorno, bene, inspiri e butti fuori l'aria, molleggiando, torna su, in e fuori, ancora, inspiri e fuori e giù, bene, ci stendiamo a terra e prendi l'asciugamano, ora, pancia in su, bene, la gamba destra la infili in questo modo, i gomiti bene aperti, l'altra gamba è lunga e ne a fare delle flesso estensioni. Inspiri, fuori l'aria quando sei di punta, in e fuori, in e fuori, ancora una volta, ok, cambio piede, inspiri, fletti e fuori l'aria estendi. Abbiamo visto che la respirazione è fondamentale, per cui in ed esp, in ed esp, in ed esp, ultima volta e su. Bene, via. Tieni in alto le gambe, le scuoti in questo modo, fai circonduzione delle caviglie, cambio circonduzione,
E adesso ti propongo quest'altro esercizio che oltre a coinvolgere tutti gli arti inferiori, dalla caviglia giù fino al gluteo, andrà a coinvolgere anche tutta la parte centrale del corpo, attivando tanti gruppi muscolari. Mani dietro la nuca, chiudi le costole e inizi a fare una bicicletta dove il piede fa flesso-estensione, per cui spingi il tallone con il tacco e poi chiudi con le punte. Oppure puoi immaginare una pallina posizionata tra le dita dei piedi, apri e chiudi, la lasci e poi la afferri. Sentirai come intervengono anche gli addominali e questo ci piace perché migliora il nostro circolo venoso e linfatico. Ok, fai cambio giro, sostieni pure il tratto cervicale con le mani, i gomiti possono stare stretti, è una variante che ti permette di controllare bene la schiena e la cassa toracica. Ancora una volta cambio, vai, vai, senti come tutto coinvolto, le gambe, tutto il core. Ultimo cambio, continua a fare delle respirazioni profonde e là, bene, giù, sollevi pure le gambe e le scuoti. Ok, fai delle circonduzioni, cambio, circonduzione. Bene, ti sollevi. Ok, ti ho presentato questa piccola sequenza molto efficace che puoi ripetere per 2 o 3 volte alla settimana con serie 3, 4, 5, 6 serie. Ti ricordo che aggiungendo i primi esercizi ti ritrovi un allenamento molto completo e adeguato per il nostro obiettivo. Grazie e alla prossima volta. Ciao!